Sono Renato Balestra, mi occupo di moda, sono nato a Trieste. Sono nato a Trieste, precisamente via Udine. Ho fatto quasi tutta la mia infanzia e la mia adolescenza a Trieste. Ho fatto le scuole fino al liceo scientifico, e naturalmente poi ho fatto l'università, i primi 2 anni dell'università di ingegneria sempre a Trieste. Nei miei sogni c'era però qualche cosa d'artistico, qualche cosa che avesse da fare con la creatività. Ho sempre dipinto, ho studiato per lunghi anni pianoforte, però mio padre era architetto, mio zio era anche architetto, volevano a tutti i costi mettermi a studiare ingegneria, come ho detto prima. L'ingegneria mi piaceva così, fino a un certo punto l'ho fatta con molta fatica in un certo senso, perché specialmente quando siamo arrivati alle macchine, all'elettrotecnica, tutte queste belle cose, erano dei temi che mi appassionavano abbastanza poco. Tra i miei sogni d'artista erano forse di fare del teatro, di fare appunto la musica, di fare altre cose. Non ho mai pensato di fare la moda. Infatti io dico sempre che non sono io che ho scelto la moda, ma la moda che ha scelto me, nel senso che proprio non avevo mai avuto anche la più pallida idea di che cosa volesse dire creare un vestito. Un giorno al mare, a Trieste sempre, ero fidanzato di una ragazza triestina che studiava all'università, non alla mia, università parallela. A questo momento questa ragazza che voleva farsi un vestito con una certa stoffa regalata dalla madre e non trovava il vestito adatto. Allora mi aveva chiesto: tu che disegni sempre, che disegni tutto il giorno, perché non mi disegni un vestito? Perché io ho detto: non posso farlo perché non so che cosa vuol dire disegnare un vestito, non ho la minima idea da che parte cominciare. Allora tra ragazzi noi era cominciata una scommessa, qualcuno diceva ma sì, per lei tu lo disegnerai, vedrai, eccetera. Io che dicevo non lo so fare, non posso farlo. Però insomma ho detto la scommessa non l'accetto. Arrivato a casa però, pensando a questa cosa, dico beh, proviamo. Io ho fatto questo disegno il giorno dopo, più o meno con la coda fra le gambe, perché non pensavo di aver fatto una grossa cosa. Ho portato a questa mia amica questo disegno, lei l'ha portato alla sua sarta, finalmente aveva trovato il vestito dei suoi sogni, e questa sarta, a nostra insaputa, l'ha mandato a Milano a una casa d'alta moda. Da Milano un certo giorno ricevo una telefonata che mi dice: perché non vieni, perché non provi, perché noi vorremmo che tu collaborassi alle nostre collezioni. Era un grosso nome della moda e ho chiamato, ho detto: eccomi qua, lei mi voleva per un'intervista, sono molto curioso di sapere che cosa voleva da me. Dice: lei ha molto talento, io vorrei che lei collaborasse con la nostra collezione d'alta moda. Ho cominciato poi piano piano ad imparare questo mestiere, mi ci sono innamorato e sono rimasto a fare la moda. Nel frattempo però io avevo sempre in mente di fare qualche cosa anche nel teatro, nel costume, nel cinema, e la città ideale per questo, che combinava le due cose, la moda, il cinema, il costume, era Roma. Allora da Milano, dopo due stagioni, circa un anno, mi sono trasferito a Roma. Ho aperto la mia casa a via Gregoriana 36 quella volta, adesso sono a via Sistina, e ho cominciato la mia prima collezione firmata da me, d'alta moda. Nel mio cuore naturalmente resta sempre l'alta moda. L'alta moda io trovo che sia creazione pura, che si possono fare i vestiti del sogno, perché non ci sono limiti nella creatività. E credo che l'alta moda sia poi la bandiera della moda, perché è quella che dà il leitmotiv per tutto quello che saranno le nuove linee, le linee che seguiranno, cioè le linee di prêt-à-porter e le linee di divulgazione. L'alta moda è un po' il mio fiore all'occhiello. Naturalmente la mia linea è abbastanza classica, è una linea che non vuole così darsi troppo a esperimenti, nel senso che io non amo molto certi disegnatori che mandano fuori la donna nuda con 2 piume sul sedere, tipo Folies Bergère. Io trovo che il minimo che si possa chiedere a un disegnatore d'alta moda sia l'eleganza, l'equilibrio, lo stile, lo chic.
È questo che io tento da anni di fare. In questi giorni, direi, perché sono appena 2 mesi, è uscito il mio primo libro, di cui sono molto molto orgoglioso, che si chiama Alla ricerca dello stile perduto, e che è un saggio sullo stile, ma lo stile non nella moda. C'è un breve capitolo sulla moda, per il resto è un saggio sul modo di essere, nel parlare, stile nel fare l'amore, stile nella seduzione, stile nel viaggiare, stile nell'invitare. È un saggio sullo stile. Io sono innamorato sempre della mia città, anche se ci vengo abbastanza poco. Trovo che Trieste sia una città veramente incredibile. Arrivare a Trieste si prova sempre un tuffo veramente al cuore, un pugno allo stomaco, soprattutto arrivando per la costiera, quando si arriva dall'aeroporto. Credo che sia una delle città più belle, che offrono veramente un impatto bellissimo. Ho molta nostalgia di Trieste, purtroppo la mia vita ormai è così convulsa che il tempo non è tanto da poter arrivare a Trieste sempre, quando e come vorrei.